Tieni a mente il tuo cuore e tieni a mente il tuo cervello. Ritorna puntuale dopo il Covid l'appuntamento per la prevenzione cardiovascolare, le giornate siciliane della prevenzione. Ecco un momento sicuramente importante che la città aspettava. Ma dopo 3 anni di pausa dovuta a cause forze maggiori, come ha detto lei, dovute alla pandemia, riprendiamo al nostro discorso. Tra l'altro la prevenzione in generale è stata trascurata negli ultimi anni ed è un momento importante di riflessione per quanto riguarda il rischio cardiovascolare di ognuno di noi. Tra l'altro questa pausa di 3 anni a livello nazionale sicuramente ci ha costato tanto anche in termini di mortalità. Mi riferisco alla prevenzione cardiovascolare per quanto riguarda la prevenzione dell'ictus e dell'infarto, che sono 2 malattie potenzialmente mortali e le prime cause di morte nel mondo industrializzato. Prevenire è meglio che curare, lo slogan è sempre più attuale, come dico io, tra l'altro costa molto meno il Servizio Sanitario Nazionale. Avete scelto anche un noto attore agrigentino, Iannuzzo, per promuovere l'evento, come mai? Devo ringraziare Gianfranco Iannuzzo, grandissimo attore, agrigentino d'occhio, nonché amico mio, che ha abbracciato questa iniziativa con grande entusiasmo per dare una maggiore visibilità a questa campagna educazionale rivolta ai cittadini. Ecco dottore, spieghiamo un po' meglio come si svolge l'iniziativa nel pratico, dove devono venire le persone e dove si svolgerà. Sono 3 giorni, venerdì, sabato e domenica le persone possono recarsi in piazza Cavour dove ci saranno allestiti 4 stand dove saranno sottoposti ad elettrocardiogramma, visita cardiologica e misurazione della pressione arteriosa. Questo ci consente di stilare un rischio per ogni paziente a 10 anni in base alle loro abitudini di vita, se ci sono fattori come il fumo, il diabete, la pressione alta e altri fattori quali la sedentarietà, l'obesità. In questa maniera possiamo stilare in maniera esatta il loro rischio a distanza di 10-15 anni. Ritornano le giornate di prevenzione in piazza Cavour, quanto sono importanti anche per la popolazione e per creare anche quel database che poi potrà essere utile dopo 10 anni? Sì, ritornano dopo la pausa del Covid, sono stati 3 anni in cui ahimè non abbiamo potuto eseguire lo screening e abbiamo proprio assistito durante il Covid a un aumento della mortalità e dei casi di cardiopatia ischemica quando la gente per paura di contrarre il virus rimaneva a casa. Quindi torniamo nuovamente con forza in piazza Cavour e ci rivolgiamo ai pazienti magari con un'età superiore ai 40 anni che presentano fattori di rischio cardiovascolari come il diabete, l'ipertensione, il fumo o l'ipercolesterolemia. In questi pazienti verrà eseguita una visita cardiologica che prevede quindi l'auscultazione del torace, attraverso cui è possibile alcune volte anche diagnosticare un vizio valvolare, e poi verrà eseguito un elettrocardiogramma e la misurazione della pressione. Un elettrocardiogramma che in alcuni casi può avere una rilevanza notevole, in quanto nei pazienti diabetici si possono venire a trovare dei segni della cosiddetta ischemia silente subclinica, cioè un diabetico può avere un'ischemia all'elettrocardiogramma che magari non manifesta clinicamente, che poi può portare a morte improvvisa, oppure un'aritmia come la fibrillazione atriale, anch'essa subclinica, ma che ahimè molto spesso esordisce con l'ictus. Quindi aspettiamo la popolazione numerosa a partire dalle 10 di venerdì fino a domenica a ora di pranzo. Il prefetto ha voluto essere presente a questo incontro oggi organizzato dall'ospedale Reparto Cardiochirurgia da Omnia Congress, perché la prevenzione è importante dopo la pausa del Covid. Prefetto. La prevenzione è fondamentale, noi lo diciamo spesso per l'ordine pubblico, è più importante e più produttivo intervenire prima, ascoltando tutti, mettendo insieme le parti sociali, piuttosto che dopo, quando già le manifestazioni eventuali hanno provocato i loro danni. Ecco, questo vale ancora di più per la salute in maniera ancora più evidente, ma è un parallelo che mi piace fare da tempo, dove è chiaro che prevenire è meglio che curare, come dice l'abusato luogo comune. La prevenzione costa di meno e soprattutto la prevenzione evita alle persone la sofferenza. Con il Covid abbiamo imparato che le difficoltà
della rete della medicina sul territorio si sono riversate poi sul sistema ospedaliero, che è stato esposto a gravissimo stress. Oggi lo stiamo toccando con mano di nuovo, perché il pronto soccorso di Agrigento, che è un pronto soccorso particolarmente esposto in quanto ha un grave sottoorganico non responsabilità locale ma che riguarda un po' tutto il paese, ha avuto per giunta, per fortuna ora risolti, dei problemi logistici che hanno aggravato questo fenomeno per il resto comune. È un pronto soccorso come tutti i pronto soccorso, messo in difficoltà da un gran numero di codici verdi che potrebbero essere meglio risolti da una medicina molto presente sul territorio. So che la Regione Sicilia sta lavorando molto su questo, soprattutto mi rendo conto che il tema è un tema che l'opinione pubblica sta cominciando a riscoprire. Ecco, è importante che convegni come quello di oggi mettano l'accento su questo specifico aspetto. Sanità pubblica ve lo voglio dare perché questo è un tema attuale. Sanità pubblica, sapete che a livello nazionale c'è un movimento importante nostro di direttori generali delle principali università che stanno temendo, lanciano l'allarme perché la sanità pubblica è al collasso. Non abbiamo medici, ma non è solo ad Agrigento, ma è un fatto nazionale e quindi si parla di definanziamento. Voi pensate che la prevenzione la fa solo il pubblico per istituzionale, quindi per statuto, e quindi se noi perdiamo la sanità pubblica perdiamo anche la prevenzione, quindi un plauso va dato al dottore Caramanni e ai suoi per questa giornata, ma da parte nostra dell'ASP dobbiamo spendere tutte le nostre forze per aumentare la prevenzione, perché salviamo dal 50 al 70% delle vite che una volta si salvavano